se questo video arriva a 10.000 mi piace, quanto iscritti? Buongiorno Fioi, allora, aggiornamento, ho escluso mattina per pranzo perché tanto erano robe easy, ci stiamo preparando per andare sui kart. Stiamo andando sui quad, stiamo andando sui kart. Abbiamo preparato l'Eco Pro, faremo il video dedicato solo a quella giornata, quindi non lo vedete in questo video qua ma nel prossimo. Bello il cappello. Grazie Fra. C'è per robe da videomaker praticamente. Io hai colonizzato l'appartamento solo per i tuoi gadget. No, dicevo che ha colonizzato l'appartamento con i suoi gadget elettrici. Qua c'è tutto, ci sono tutti i gadget per fare video, poi in camera ci sono... Avete capito che gadget? E dopo giro il quad, aperitivo, affettato, pane, non mi ricordo cosa sia, salsetta, Meglio che non saperlo. Pringles, meglio non saperlo. Poi abbiamo un disperso sul divano. Prepariamo con la spadellata di verdure, carne grigliata. Cosa ne pensa? Di cosa? Della vita, della vacanza, del cibo. Del mangiare, questo. È molto buono mangiare, mi piace mangiare. Bene, bene. Vamonos amigos. E si esce a prendere il gelato ai Fioi. Ah Dio, 500 metri a piedi. Così sganchisco un po' le gambette. Infatti ne ho preso. Abbiamo un problema. Sei serio? La situa non è delle migliori. E siamo dentro. Destra, sinistra. Dove cazzo siamo? In mezzo alla giungla. Adesso butterò roba nel armadietto, ci aggiorniamo più tardi. La situazione è questa. Siamo sulle staglietti, ci rilasciamo un po'. Fioi, Tenerife Sud è una merda, però l'Ocean Park merita tantissimo, Fioi. Merita tantissimo, e ve lo dice Luca a cui non piacciono i parchi acquatici. Andateci. Stasera ci sfondiamo di pollo. Dopo vi tengo aggiornati da quanto spendiamo al KFC, sarebbe da ridere veramente. Spoiler, useranno la mia caporta, ti devo aprire un mutuo. Guardalo. Siamo andati a ordinare un po' al KFC. Un po'. Il problema è che hanno mandato noi due. E hanno detto che avevano fame. E avevano detto, e Popo ha detto, io ho fame. Ha detto, arrangiati tu. Nessun problema. Nessun problema. Abbiamo la sua carta di credito, nessun problema. Nessun problema. Più o meno. Dici che può bastare? Mancano i dolci. Mancano i dolci. E un altro po' di pollo. Sì, non so se rendo l'idea. Vecchio, quando mi è arrivata la notifica 126 Eh. euro, guardo e ho detto ma sì, sarà 60 euro, 126 euro. Spettacolo di notte, direzione appartamento. Andiamo nel parco dei È una luce, è un È una luce, vecchio. C'era qualcosa che si muove. Ma dove? Che si muove. Le palle Ma si cosa? muovono. Io ce l'ho durissimo. Molto bene. Molto bene.
Dai Luca, sali da su. Dai che giriamo. Tieniti, tieniti. Tieniti. Oj, dock. Oj. Cucaracha, mushi, rita. È bellissimo. Ce lo portiamo a casa. Vecchio, portiamo in appartamento. Guarda, tornerei solo a riprenderlo. Per fargli dispetto, Non lo vedono più quel cazzo di topo. La cosa che vi consiglio vivamente di venire a vedere qua a Tenerife sono gli scarafaggi. Cioè, fioi, Sono dappertutto. e il pero. È il pero. Cioè, passi da una dimensione di pochi millimetri a una dimensione di Qualche metro. 7-8 metri, cioè fioi, scarafaggi enormi. Qua la gente fioi esce di casa e va a portare a spasso lo scarafaggio. È una moda. Veloce. Cioè c'è un tasso di ignoranza o ignoranza di tasso. Ciao Luca. Hola. Sì che lo vedo, senti. Vecchio. Yogurt. Yogurt vecchio. Non venite a Tenerife. No. Ha una consistenza. Aspetta. Era il tuo dito quello? Sì, ma posso mangiare il dito di gelato fra. Sembra un vermicello. Perché faccio prima a berlo per mangiarlo. Appena sei andato alla borsa. Hai assaggiato il liquido seminale Andiamo a con i vermicelli? Andiamo. Oh. Assaggia. Mangia. No. Non può male. Fammi chimica. Meglio del gelato sicuramente, vecchio. C'è Quella roba. Liquido seminale? Un po'. Liquido seminale con vermicelli. Questo barrito va frenato di colpo. Bella fioi. Buongiorno un cazzo. Tutto il team è in macchina. E scusa. Niente fioi, stiamo andando sul Teide. Michael come sempre guida, Michael è il nostro autista. Quindi se moriamo date la colpa a Michael. Michael è pericoloso. Date un volante, un manubrio, 4 ruote, un cazzo di motore a Michael, che sia un 50, che sia un 4000 V8 e sarà sempre pericoloso. 2 minuti mancano, questo in quarto d'ora. E niente, insomma, stiamo andando su sul Teide, abbiamo preso i biglietti, funi via e... Ho sbadigliato anch'io, cazzo! Il ciclo! No. Quelle lì sono tutte nuvole. 3000 metri d'altezza. Com'è andato il viaggio? Oh, merda. Oltre 3000 metri d'altezza. 3550 esattamente. Il mio sudore si è ghiacciato e è diventato ghiaccio. Madonna, ma sono un figo, vecchio. È una figata, cioè guarda, quella tutte nuvole. No, che cazzo vuoi che siano? Zucchero filato. Roba buona, tutta roba naturale, tu vuoi? No.
sì, da Lucertola Flippo. Chi più mi peggio. Cirtola! Guarda che saluta. Ciao bro. Allora, come paesaggi il Teide merita un fottio. Quindi se vi capita di venire qua, Teide, prendete la funivia. Costa 40 euro a biglietto, ma ne vale la pena. Ok, siamo scesi dalla funivia. Andiamo giù leggeri. Cioè, in realtà vi abbiamo mentito, non siamo a Tenerife. Siamo nel Colorado? Colorado? Nevada? Dove cazzo è il Grand Canyon? Non mi ricordo più. Spettacolo qua. Non lo so, Fia, è bellissimo comunque. No, o il Nevada o il Colorado. Vabbè, comunque è Gran Canyon comunque. Siamo nel Grand Canyon. È una merda per quanto riguarda la parte sud perché è proprio brutta, ve l'abbiamo già raccontato. Però l'entroterra, il nord non lo sappiamo, però l'entroterra è bellissimo. Ci sono paesaggi naturali veramente spettacolari. Qua merita. 160 euro per andare con la funivia sul Teide, spettacolo. Fioi, è un Infatti, cazzo di spettacolo. Se qualcuno dovesse venire qua verso la parte sud sarebbe No, non venite. Teide, come si chiama? Siam Park. Siam Park. E è un giro in quad Esatto. sulla costa, però anche là vedrete sul video, cioè ragazzi siamo andati dove c'erano i senza tetto. Sì, infatti. Fa tristezza. Che uscirà dopo questo comunque. Noi esattamente qualche minuto fa eravamo lì sopra e lì abbiamo un leone selvatico. Fioi, in 2 secondi non vediamo più un cazzo. Siamo dentro una nuvola, piove. La macchina non va. Sì, la macchina fa schifo, abbiamo lavato. Non ha tutti i torti, Mi vecchio, esagerato. E anche stasera facciamo schifo. Come con la patatine. Ah sì, perché sono 6 panini totali. Bellissimo. Scusa, ma i panini sono tutti diversi. E poco puoi spiegare la scena che è appena successo? senza niente. Ma arriva. È un po' difficile da spiegare No, è una così a cosa. parole. Sostanzialmente arriva un signore seguito da una signora su, come si chiamano? Carrozzine elettriche? Sì, quelle macchinette che usano in America gli obesi. Sì, Sì, così. 4 ruote. La signora inizia a percorrere la La salita che c'è qua di salita fianco. con diversamente abili che c'è qua. E La signora va, si blocca. quella che facciamo anche noi. Il signore che la seguiva arriva tutto cacciato, c'è proprio. E gli va in culo. E gli va in culo, cioè senti proprio stock, le 2 carrozzine che si toccano. Ferme un secondo, lui inizia ad andare giù, lei inizia ad andare giù. Il signore. Sì, di qua. Il signore inizia a prendere coppie, inizia a spingere. La soddisfazione in quel signore di andare in culo alla signora. Cioè, no, che cazzo Così sono dentro? Flambe! E anche oggi centro commerciale. Un po' di cicche. Vecchio, sono felicissimo. 120 euro di sigarette. Avrei dovuto spendere tipo 200 rotti euro da noi. Fioi Michael ha tentato di ucciderci facendo una pasta che era proprio una merda. Cioè avevamo gli avanzi in frigo e tutti gli avanzi della settimana. Che arrogante che sei, lamentati che ti ha cucinato un pranzo, coglione. Io dopo lo ripago in natura. Natura. In natura, vecchio. Cosa fate nelle giornate a Tenerife? Schifo. Sì. Com'è? Dai, brutto coglione! E le ultime ore qui a Tenerife. I ragazzi sono pronti per uscire. Ultima seratina. Valigie già pronte. Allora, anche oggi, come ultimo giorno, abbiamo fatto un po' di spese. E niente, Ciao Fei. ultime ore e poi adesso andiamo a mangiare ancora un po' di pollo e poi prendiamo l'aereo. Buongiorno. Non sono un cazzo. E è passata una settimana, non ci ricordiamo più dove cazzo parcheggiare la macchina, sono spariti i numeri dei parcheggi. Sì, quello è il problema. Sono spariti il numero dei parcheggi Sì, in alto. vero perché c'erano una volta. Ma dappertutto. Non c'è un cazzo di nessuno. E no, qui. Lanciate dentro le chiavi. Poi do crop. Ed è proprio qui che finisce la seconda parte e anche ovviamente l'ultima. Fatemi sapere questo nei commenti cosa ne pensate, come vi è sembrato questo viaggio, come vi è sembrato anche il video giustamente. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao Fioi!